Il dato è oggettivamente un dato di una sconfitta. In questa sconfitta c'è tanto della volontà di alcune forze politiche di rompere un'unità che invece ci avrebbe visto assolutamente competitivi. Se andate a guardare il dato del voto disgiunto è un dato abbastanza inquietante, non riguarda la candidatura perché la candidatura di Fabrizio Micheli è stata una candidatura all'altezza e di qualità, riguarda un effetto che si è generato, è stata un'anticipazione quasi di quello che normalmente accade in un secondo turno, l'elezione amministrativa che si è verificato al primo turno. E quindi tanti elettori hanno visto una polarizzazione fra Musumeci e Cancellieri, tanti elettori del centro-sinistra hanno deciso di votare l'uno o l'altro e questo si è determinato perché non siamo apparsi credibili e vincenti proprio perché divisi. E io credo che da questo punto di vista la candidatura di Fava, che ha avuto come unico obiettivo quello di danneggiare il PD e il centro-sinistra, sia una candidatura che ha manifestato tutti i suoi limiti. E tutti coloro che continuano a vedere in Renzi il nemico non si rendono conto che favoriscono Salvini e la sua idea diciamo estrema, ci ha considerato terroni per tanti anni, salvo poi scordarselo in questa campagna elettorale, e dall'altro lato i populisti del Movimento 5 Stelle, quindi continuano a vedere in Renzi il nemico e continuano a avvantaggiare la destra e il Movimento 5 Stelle.